Mister, è una sconfitta che brucia sotto certi aspetti perché nel primo tempo avete dato parecchio fastidio a questa Imperia, avete giocato con grande intensità e vi siete resi anche pericolosi in più di un'occasione. Non solo nel primo tempo, secondo me molto di più nel secondo tempo. Poi dopo, ripeto, io ho detto ai ragazzi che sono contento della prova che hanno fatto a livello di possesso palla, perché poi a parte che doveva migliorare ancora tantissimo molto per rafforzare, so che non si dice ma voglio rafforzarlo Certo, con la palla. Poi dopo ho detto che però purtroppo il calcio sono in due le fasi. Se abbiamo, io la chiamo la cazzimma, così tu puoi fare bene a livello di possesso, puoi fare quello che trovi nell'allenamento, così, ma se non c'è la cazzimma quando c'hanno la palla agli altri e quando devi concretizzare quello che fai, di strada ne fai poco. Io gliel'ho detto, questo qui è il mio pensiero. Sono contento a livello di trame di gioco, a livello di possesso, poi non mi è piaciuta, ma anche la poca. Cioè noi regaliamo, a parte oggi, io sono qua da 4 partite, ma noi regaliamo delle situazioni, tutte le volte passiamo in svantaggio per delle situazioni che regaliamo noi, ci facciamo male da soli, ma non oggi, oggi ancora, ma non solo oggi. Quindi tu se parti sempre con l'handicap, dopo anche diventa sempre difficile, la strada è sempre in salita. ci sono stati dei nuovi innesti nel Borgosesia, giocatori validi, secondo lei la salvezza è alla portata? Io gliel'ho detto, la salvezza, noi se riusciamo a migliorare quello che ti ho detto adesso, quindi la cazzimma, io ci credo, io gli ho detto che ci salviamo se miglioriamo quello, però l'imperativo è migliorare su quella cosa lì, perché sennò, ripeto, se tu non hai quella, tutto il resto, io dico sempre che l'atteggiamento è alla base di tutto. E per atteggiamento ci metto dentro anche quella cosa lì. Poi dopo viene il discorso tecnico, tattico, però quello deve essere alla base di tutto. Grazie, mister. Prego.